vedi che ho fatto bene a trattenere le mie impulsività. I signori qua sono stati ultra gentilissimi, probabilmente appunto gli sarà arrivata una partita difettosa a saper cosa, e niente, sul appena aprono si vede se ripararli o sostituirli direttamente. Adesso, premesso che lo so che l'aglio era utilizzato come antibiotico, l'ho sempre detto io, porca miseria, cioè l'ho detto Aristotele, però Singano è stato uno di quelli che ha rimarcato su questo concetto. In ogni caso, io ho super fastidio alla gola, probabilmente un po' ce li ho ancora, catarro, eccetera. Con l'aglio mi sono dato una bella ritirata in qua, in più mi è uscito un sacco di roba dall'occhio, mi ho spurgato all'occhio, l'occhio che di solito avevo arrossato, quindi va a sapere. Oh, stanno aprendo, è finito l'angolo medico. Tu mi dirai, Ippocrate Singano, no Aristotele, quello del giuramento dei medici? No? Anche Aristotele, che Aristotele comunque sì, era un filosofo, ma era un po' anche uno scienziato, e anche lui menzionava e parlava di quest'aglio. Signore, avevo chiamato per gli oscuranti, quelli davanti, che probabilmente è arrivata una partita di sotto dei materiali, tutti che si spaccano, un po' dappertutto. Ok, entra Sì? e ti mando il ragazzo. Ok, grazie mille. Ciao boss, Ciao, ciao. mi hai detto di portarlo dentro, il camper. Sì, tanto non c'è neanche spazio, quindi non c'è neanche spazio per dentro. Quindi stai fuori qua? Ah, metti pure dentro in corta, stai preoccupato. Ah, boh. Sì. Non meno. Dimmi tutto, cosa è successo? Poi magari arriva una partita difettosa e si spacca dappertutto, da soli. Mica una cura pazzesca, li tengo sempre dentro, non ho gavoni. Comunque te su? Sì. Se gasta anche strap. E in più si rimpicciolisse in una maniera pazzesca, che ho fatto rimetta gli adesivi coi clip. Sì. E adesso anche qui, dopo una 2 settimane che si è cambiato, si tacca anche qui diventare stretti. È strano, boh. Magari era una partita del materiale, può essere. cosa, non so che capito. Comunque niente, li ho qua adesso. Sì. Porto dentro. Dentro, sì, dentro. Perché mi aveva detto, a caso mai io rifai. Io lo riprendo. Ma risparmiate a fatica e anche i rischi, secondo me, a stare in strap, fa un blocco unico. Ciao bello. Dico, bella, Ciao, non stai dimmi che so ezza perché so bianca, se no mi rabbia. Ciao amore. Che dice sempre che i peli bianchi in poretta. Il cappuccino, è freddo? Sì. Ehi, patata. Un caffè? Ma sai che volentieri. Bene, servizio di assistenza al topo, sto qua è il mio amico simpaticissimo. Lui mi paga per dire servizio di assistenza al topo, cioè capisci tu? E quello è il bello dei puntini nel mondo. Che spara merda dove che lei a sparare merda e parla bene dove che lei a sparare bene. Me lo stanno facendo completamente da capo. Una cosa che consiglio anche a te, sti fagli oscuranti separati non li userai mai perché il camper è troppo alto. Fatti direttamente un pezzo unico, che così non passano neanche spiragli di luce. Non tutti sono così veloci. Insomma, dai. Buon ragazzi, Ci vediamo. vi auguro una buona. No, se vedremo spero di no. Beh, magari se cambi canto. Ah, ok. Se divento un miliardario sì, ho già in mente. Se no mi tocca io non sto qua. Buona giornata, grazie, ciao. Ciao a tutti, ciao. Bene, sono molto più che soddisfatto dell'assistenza, sì, devo dire. Pochissime parole, veramente pochissime, ma tanti fatti da bravi veneti. Se non studi finirai in mezzo a una strada, dicevano. Difatti, non proprio in mezzo, però insomma un fiatirà in parte giustamente, se no mi viene indosso, ma ci sono. Questo perché domani mattina devo andare da un cliente. Quelli che invece hanno ottenuto la laurea li puoi trovare al McDonald's. Ma lauree per i Mac a parte, ragazzo, vieni qua giù, guarda, ti voglio fare vedere cosa abbiamo fatto. Io e Omero, il falegname, parte per bestemma ovviamente tutto il tempo, eccetera. Guarda che figata, tu dici cos'è sta roba, devo ancora verniciarla, la vernicio a breve. Questa cosa qui, siccome il materasso di Giacomo, che poi è anche il mio per i pisolini, era troppo largo, ho fatto tagliare un po' il materasso. Troppo largo perché? Perché mi stroppava i termini dell'alde, qua c'è un termine di 2 metri, una roba, una L incredibile, è un peccato, poretto, Giacomo aveva sempre freddo, noi morivamo dal caldo, e allora adesso questo andrà infilato là sotto, ok, in modo tale che distanzia la parete dal materasso, e poi lo avviterò nel muro, e il calore del termo salirà da qua
figata pazzesca. Il materasso gli starà, guarda, mezzo centimetro più sotto, quindi in nessun modo il materasso e la coperta coprirà questa roba qua. Singano te sei un genio, sì, io so, grazie. Che altre novità poi me cari tu? Perché so devo lavorare come un veneto e ora insomma non faccio più video da tanto, ma no, guarda, beh sì, ho tanto anticipato, guarda. Allora, questa è la mia nuova piantina, è una calancola tirsifolia, è una pianta grassa, gli avevo preso il vasetto un po' celestino, non sapevo che altre piantine prendere, non ce n'erano altre dove mi ero fermato di questa misura. Poi ho trovato questo dai China, perfettamente color pulming, ok? Ci ho comprato un sottovaso, che tu vedi qua, e un giorno ci metterò un'edera o qualcosa, starà sia qui come centro tavola, e quello, vedi quel cosino lì, dovrebbe essere il suo posto. E dopodiché, permesso signor CP, no, non hai mangiato tutto, cos'è sto spreco? Con tutti i cani che muoiono di minestrone. E guarda, questo vasettino, aspetta, vieni alla luce, guarda CP, guarda che bello, è bello il vasettino, c'era niente. Dentro questo vasettino qui, che poi incastrerò bene, ci metterò del terriccio, dei sassetti, magari dei sassetti che li ho colorati, e dentro ci metto i vasetti, e farò il mio piccolo giardinetto con 3-4 piantine, probabilmente, non so, io vorrei fare una Dionea muscipola, che è la classica carnivora, sì, sai, quella con le bocche, no, dei cartoni animati, e poi nei bordi delle edere, oppure dello Scindapsus o Epipremnum pinnatum, o chiamasi altresì potos, che è una pianta sempre rampicante ma famosa, diciamo, per le sue proprietà depurative, ossia non te gada magnala, no, se tossica, te intorseghi anche, perché no, te scorre giù correttamente, proprietà depurative dell'aria. Poi mi sono cambiato quello lì che era difettoso. Beh no, quasi te l'avevo fatto vedere. Sì, ho finito ora tutto, sia di qua che di là. Sì, non gira pian che mi viene a nausea. Sì, calma, pian, ecco qua. E dopo sopra diventa colorato, sì. No, ti ho fatto vedere tutto, sì, perché diciamo ultimamente il tempo è poco, perché sto molto dietro al lavoro, enormi soddisfazioni, diciamo tra le mie nuove passioni, perché sai, i pensatori di Singano, diciamo i personaggi di cui Singano è follower, dicevo, i sono morti tutti, no? L'ultimo Poiretto si era battiato, anche se era un cantautore, però vabbè, insomma. E invece, probabilmente si sta toccando le palle in questo momento, se vedrà questo video, ho scoperto Umberto Galimberti, che è un filosofo, un professore di filosofia e un psicologo, adesso non so se è veneziano, so che insegnava all'Università di Venezia, quale è una persona che rispecchia al 99% i miei pensieri e le mie, soprattutto le mie intuizioni, più che i miei pensieri, più che i miei credo, più che le mie tendenze di pensiero, no, le mie intuizioni, cioè della serie, secondo me la morte è questo, secondo me la percezione dell'io è quell'altro, e via discorrendo, e con Galimberti siamo nello stesso binario. Pertanto, oltre a leggermi il libro in contemporanea al Poro Darwin, che lo pospongo sempre di continuo, l'origine delle specie, mi sto guardando anche un sacco di suoi video, insomma i suoi video in media durano un'oretta e mezza, quindi insomma anche là arrivo proprio il mar, io su al mar. Devono aver acceso l'asciugatutto dell'Unghi, quella pubblicità degli anni 80, ti ricordi tu? Ah sì, quello che c'era la gondola in secca nel canale a Venezia, no? Che dava la colpa a quello che aveva acceso l'asciugatutto dell'Unghi, diceva il canale, tira su al canale, e l'altro sarà in finestre e scappa via. Adesso la natura che ha applicato le nuove restrizioni palcovidi, vedi tu? Ha slungato del doppio, triplo la spiaggia, così gli ombrelloni dopo stai può stare più distanti. Ovviamente è una battuta, però spero sempre che quelli che non capiscono le mie battute non guardino mai il mio canale. Questo per me è stato il più bel pontile di Jesolo, perché mi dà quell'idea di trabocchio, come dico sempre io, di Thailandia, chissà perché. Guarda il cormorano, guarda, tu. E un giorno sono sicuro che lo toglieranno, perché tutte le cose belle, dove c'è società, dove c'è città, dove c'è, chiamalo progresso, vengono distrutte. Io dico sempre che poi possono sembrare dettagli, ma dettagli secondo me non sono. Quando io scherzo sempre per i pali della luce o le stazionate, che dico che ci vorrebbero color legno, ma c'è di più. Ci sono stati purtroppo dei cartelli che andavano a indicare delle vie dei paesini che erano veramente molto belli, adesso non so se erano in ferro o chissà cosa, comunque con
con quella tinta di ruggine che li accompagnava e che ne testimoniava in qualche modo la storia, il tempo, no? La gente che è passata sotto a quelle scritte eccetera eccetera, bando ai romanticismi, per dire che questi bellissimi cartelli vintage, bellissimi intendo piacevoli all'occhio, sono stati sostituiti da ste cagate ultra mega carta di frangenti che non servono un cazzo. Cioè il cartello carta di frangente me lo metterai su uno stop, su un'area la precedenza. CP, vuoi fare il bagno col gabbiano? Spesso sai, non è la vecchiaia che ti fa ripetere sempre le solite cose, ma è l'importanza di queste cose che deve essere calcata e ricalcata. Ad esempio, guarda, io sto facendo questa piacevolissima passeggiata in riva al mare d'inverno col cormorano, la nebbia e tutto quanto. Ti assicuro, e qua rimarco sempre quel convegno sull'archetipo del cane a cui partecipai anni fa, quale dicevano che il cane ti spinge a uscire, il cane ti spinge a esplorare, a vivere, a uscire dalla tana, no? Al contrario del gatto che ti costringe, che ho sbagliato, al contrario del gatto che è più un animale sedentario, che più ti invita a stare a casa, hai capito, un po' più a condurre una vita un po' più pantofolaia, comunque senza girarci troppo a lungo, perché magari a qualcuno queste cose annoiano. C'è da dire, proiettandosi, se vuoi tu nel mio presente e io nel mio futuro con l'immaginazione, effettivamente bisogna dire che se non avessi avuto il CP, ok, adesso non sarei qui a farmi questa bella passeggiata, a diversificare la mia vita. E sai che la diversificazione del tempo è vita, ok? Perché la vita è creazione, la vita è movimento, la vita non è stazionarità, ossia monotonia, quella è la morte, ok? Quindi io adesso sinceramente non ci vuole chissà quanta immaginazione, sarei stato in camper a lavorare, camper vabbè, chiamalo anche ufficio, cambia niente, sarei stato a lavorare, ok? Ciò non significa che io non lavori, quello che non lavoro adesso lo lavoro dopo, però non sarei andato in spiaggia, ok? Cioè anche se mi piace non avrei avuto la spinta per andare in spiaggia, mentre col cane tu hai questa spinta a doverlo portare fuori a pisciare, a fare la cacca, e quindi può sembrarti banale perché non siamo abituati a soffermarci ad analizzare le cose, ma per quanto banale appunto possa sembrarti, banale non lo è, nel senso che è una cosa veramente importante, è un cambio radicale alla tua vita. Cioè il fatto di dover proprio portare fuori, abbiamo già parlato, per carità, è vero, lo sto ripetendo, il fatto di dover portare fuori il cane è il fatto che ti porta a vivere, a trovare anche persone, trovare magari anche amici per strada che sono andati a prendersi il giornale o che ne so io, hai capito? Quindi salutare, interagire, è tanta roba, è tanta roba. Io so che vorrò stare perlomeno un bel po' di anni senza alcun cane dopo la Amy, però è certo che comunque un cane, per quanto esageratamente impegnativo in certe circostanze ovviamente possa essere, ti dà tanto, veramente tanto. Per la maggior parte delle persone invece un cane può essere tutto tranne che impegnativo, perché hanno il loro giardino, il cane è al suo riparo e tutto quanto, il suo accesso a casa, cioè il cane si arrangia, non devi fare altro che dargli da mangiare, quindi non è assolutamente un impegno. Però per chi vive in appartamento, o peggio ancora per chi vive in camper, o peggio ancora, cioè io sono proprio l'esempio proprio il più difficile di tutti, è chi vive in camper e però deve condurre una vita tra virgolette normale, nel senso che il mio tipo di lavoro mi porta a dover interfacciarmi con i miei clienti, quindi lasciare il camper anche 3-4 ore sotto al sole in una zona industriale in piena estate con 45 gradi eccetera eccetera, quindi capirai che il cane come minimo tirerebbe le cuoia, come minimo. Ma non me le lamento, in quanto essere umano riesco a giostrare sempre tutto, a adattare le circostanze al mio valere, no? Al mio volere. E questa è la differenza tra l'essere umano e la bestia. La bestia, ogni specie, no, di bestia si adatta in base al contesto, quindi in base alle temperature, in base al cibo che trova, in base ai predatori, in base a numerosissimi fattori. Noi esseri umani sappiamo sempre giostrarcela a nostro favore. Per te che ancora notte e già prepari il tuo caffè,
ti vesti senza più guardare lo specchio dietro a te, che poi entri in chiesa e preghi piano e intanto pensi al mondo ormai per te così lontano.